Euroregione.news. Associazione Mitteleuropa 50 anni e ancora tanto da dare. 2 giorni di eventi tra Udine e Aquileia per celebrare i 50 anni dell'Associazione Mitteleuropa abbinati alla 20ª edizione del Forum dell'Euroregione Aquileiese organizzato dall'associazione in quel Friuli Venezia Giulia che per Paolo Petiziol, presidente di Mitteleuropa e console onorario della Repubblica Ceca da oltre un ventennio, è sempre stata terra strategica della soglia di Gorizia, crocevia di incontro e scontro, ventre molle di un'Europa che è come un corpo umano, ha aggiunto Petiziol, che dovrebbe respirare con 2 polmoni, uno a est e uno a ovest, ma che purtroppo oggi respira con un polmone solo. Nel salone d'onore di Palazzo Antonini Maseri, sede del rettorato dell'Università di Udine, Mitteleuropa ha dato il via a 2 giorni per celebrare 50 anni di attività sempre all'insegna di una vera missione politica, istituzionale e culturale per creare ponti ed abbattere confini al centro dell'Europa, impegno che fa di questa associazione una vera e propria agenzia diplomatica privata. Nel suo indirizzo di saluto, il rettore dell'Università Roberto Pinton, una volta di più, ha rimarcato l'importanza delle relazioni e del grande contributo costruito dall'Associazione Mitteleuropa. Noi, posso dire, non solo io, ma noi abbiamo sempre guardato con grande attenzione all'attività dell'associazione perché ha costruito negli anni ha sollecitato sempre a guardare, un pochino anche ad anticipare i cambiamenti, proponendo ovviamente la costruzione di reti e un'analisi comune degli possibili scenari. Oggi l'Europa è in discussione proprio nei suoi valori più profondi, ha detto la deputata Deborah Serracchiani, e quindi il lavoro di associazioni come questa è ancora più importante nel creare nuovi e diversi canali diplomatici di dialogo e di vicinanza. È proprio la geografia del Friuli Venezia Giulia a indicarci necessità, ruolo e obbligo di creare relazioni che vanno oltre confine. Ora, a distanza di 50 anni, lo ricordava prima Giuseppe Morandini, con tutto quello che l'Europa ha fatto, uno potrebbe pensare non serve più un'associazione che si occupi di fare diplomazia, di unire le persone, di creare quei ponti, di far superare i confini appunto senza confini. In realtà oggi serve forse ancora di più, perché questa è un'Europa che non è più scontata, è un'Europa in cui punti fondanti possono essere e sono messi a volte anche in profonda discussione. Quindi oggi forse mi verrebbe da dire che servono ancora di più queste associazioni che tu hai definito modeste, non lo sono affatto, sono importanti, sono delle vere e proprie agenzie diplomatiche che agiscono laddove a volte le istituzioni non riescono ad arrivare. Certo, poi il Friuli Venezia Giulia ha anche un onore e un onere. Siamo in una collocazione geografica straordinaria, guardiamo ai Balcani in modo più vicino e più prossimo di tanti altri, anche di Roma, e quindi abbiamo la necessità di essere quella regione che in qualche modo crea quei ponti. Lo siamo stati anche in passato, i nostri centri di ricerca ad esempio sono stati, le nostre università, i nostri centri di ricerca sono stati luoghi della diplomazia prima ancora che cadessero muri. L'ambasciatore Lamberto Zagner, già segretario generale dell'OSCE e ben amico del forum dell'Euroregione Aquileiese, ha sottolineato come questo importante compleanno cade in un momento davvero complicato in cui è ancora più cruciale trovare spazi di dialogo e confronto. È fondamentale individuare terreni diversi e spazi informali per costruire soluzioni comuni. Celebri questo anniversario in un momento, devo dire, particolarmente complicato. Un momento dove è importante aprirsi, trovare spazi di dialogo, confrontarsi con creatività. Venendo dall'OSCE ho visto quanto la geopolitica abbia reso il dialogo difficile tra i governi e quindi bisogna trovare anche degli spazi alternativi dove ci si possa confrontare in maniera più informale, aiutando i governi anche in questo modo a trovare delle soluzioni in un contesto aperto dove ci sia confronto, dove ci sia dialogo. Grande stimatore dell'attività di Mitteleuropa, Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli. La posta è talmente alta che solamente con un grande gioco di squadra tra mondo economico, mondo culturale e istituzioni potremo raggiungere i risultati desiderati.
Queste sono due parole che ho letto nel pezzo che hai fatto sulla rivista Mitteleuropa e mi sono rimaste subito in testa, ma per il semplice motivo che credo che quelle parole lì abbiano tra le tante cose la grande capacità di sintetizzare bene qual è lo spirito dei 50 anni di attività. E sono parole attuali allora e attuali oggi, ma soprattutto oggi, perché credo che stiamo vivendo il picco dell'instabilità delle relazioni internazionali. E quando dico relazioni internazionali siamo tutti pregati di estendere il termine alla parola globale, perché altrimenti non ci rendiamo conto dell'entità del rischio che stiamo correndo. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, si è soffermato sull'immutato ruolo della diplomazia in passato come nel presente, in cui si rivela l'urgenza di continuare a lavorare per la ricostruzione o la difesa del dialogo. Mitteleuropa ha creduto nell'apertura a est 50 anni fa, quando dialogare con i paesi dell'altra parte della cortina di ferro sembrava un desiderio da visionari, e continua a crederci oggi che i confini da una parte sono caduti. Petiziolla ha regalato alla platea una serie di aneddoti in cui comparivano e riapparivano di volta in volta grandi personalità del XX secolo come Karol Wojtyła, Václav Havel e Mikhail Gorbaciov, con i quali ha avuto scambi e contatti diretti. L'associazione, racconta il presidente cofondatore Paolo Petiziolla, è nata in un'Europa ancora divisa in due dalla cortina di ferro, con l'obiettivo di promuovere il dialogo culturale, economico e sociale tra i paesi centroeuropei, una grande sfida in un momento storico in cui le divisioni sembravano insuperabili. Sono passati 50 anni, l'obiettivo oggi non è un nostalgico ritorno al passato, ma riunificare l'Europa partendo dalle diverse culture. Tra i più recenti traguardi dell'associazione, quello originale di Mitteleuropa di rendere il Friuli Venezia Giulia fulcro per le relazioni strategiche europee, a partire dal progetto ormai avviato per rendere Gorizia il punto di riferimento delle città transfrontaliere di tutta Europa. Nel secondo giorno di celebrazioni è andata in scena a Palazzo Antonini Stringer, sede della Fondazione Friuli, la 20ª edizione del Forum della Regione Aquileiese, presenti a Udine moltissime istituzioni locali e diplomatici europei. Petiziolla ha sottolineato che ci vuole un successore che prenda il timone dell'associazione, e visto che i traguardi raggiunti appartengono a tutti, perché non creare una direzione collettiva in cui entrino gli attori che abbiamo coinvolto in questi decenni?